Buongiorno, benvenuti a questo primo appuntamento di oggi con l'informazione su Telefriuli. I numeri di nuovi casi da Covid hanno fatto registrare quasi 10.000 contagi nell'ultima settimana in Friuli Venezia Giulia. Sentiamo nel dettaglio. Anche in Friuli Venezia Giulia la pandemia prosegue a registrare ovunque numeri altissimi di contagi. Il 2021 si è chiuso con il record del 31 dicembre di 2.361 nuovi positivi. Nella prima giornata del nuovo anno sono state rilevate altre 2.331 positività. Un numero nuovamente elevatissimo, vicino al record segnato a fine anno e che porta i contagi rilevati nell'ultima settimana a 9.756, ovvero a circa 10.000 cittadini. In percentuale l'aumento di casi nell'ultima settimana è stato di 9,6, comunque contenuto rispetto ad altre realtà nazionali come l'Umbria, che ha avuto il 257,6% di contagi in più. Ma il picco delle trasmissioni del virus, a detta degli esperti, dovrebbe verificarsi a fine mese. Numeri importanti, ma la cui drammaticità è decisamente ridotta grazie all'efficacia del vaccino che limita la gravità degli effetti. Dall'inizio della pandemia, in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 158.419 persone. Piste prese d'assalto in questi giorni nella nostra regione, ma da ieri sono in vigore nuove norme per gli sciatori. Sentiamo quali. Sono in vigore da ieri le nuove norme per sciatori che dovranno osservare una serie di obblighi previsti dalla legislazione in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali. Non basta più il Green Pass per poter accedere alle piste. Da ieri c'è anche l'obbligo di assicurazione in corso di validità per gli amanti dello sci alpino che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. La multa prevista per chi non è in possesso dell'assicurazione con ritiro di ski pass va da 100 a 150 euro. La nuova legislazione prevede tra le altre cose il divieto di sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. Gli organi di controllo preposti potranno sottoporre gli sciatori ad accertamenti o effettuare controlli tramite l'alcol test. I trasgressori rischiano sanzioni che vanno da 250 a 1.000 euro. Novità in arrivo anche per i minorenni con l'estensione dell'obbligatorietà del casco fino ai 18 anni. Fino ad ora il limite era fissato a 14 anni. Per ragazzi e ragazze che praticano sci alpino, snowboard, telemark, slitta o slittino. Anche in questo caso è prevista una multa tra i 100 e i 150 euro. Stando al decreto, gli sciatori dovranno adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima, prestando massima attenzione anche alla visibilità, alle condizioni meteo e alla segnaletica. Sono state inoltre introdotte norme per i sorpassi, i limiti di velocità, gli incroci e il diritto di precedenza. In Friuli Venezia Giulia nel 2021 sono stati erogati 237 milioni di euro per l'agricoltura nell'ambito del piano di sviluppo rurale. Altri fondi verranno distribuiti nel 2022 e a breve sarà pubblicato il bando per l'insediamento dei giovani. Vediamo. Il 2021 è stato un anno importante per il programma di sviluppo rurale 14-20 del Friuli Venezia Giulia, prorogato di 2 anni perché la nuova PAC prenderà avvio nel 2023. Nella sua nuova versione il programma ha ricevuto un'integrazione finanziaria di oltre 106 milioni di euro, dei quali 14 circa messi a disposizione dall'European Recovery Plan. È stato inoltre portato a termine il percorso di consultazione locale per l'agricoltura e il mondo rurale regionale verso il 2030, con la definizione di 9 priorità strategiche regionali per rendere il settore e le zone rurali più resistenti e resilienti, più moderne e tecnologiche, più ecologiche, ma con un'attenzione speciale al loro valore aggiunto. E questo è il bilancio tracciato dall'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier assieme all'autorità di gestione del PSR FVG 14-20. In vista della nuova PAC, ha spiegato Zanier, è stato condotto anche un lavoro di confronto con il Ministero e le altre regioni per la definizione del piano strategico per il periodo 23-27. Il volume complessivo di risorse erogate è superiore a 237 milioni di euro, dei quali 14,8 di fondi integrativi regionali. Nel 2022 ci saranno diverse altre opportunità di accesso ai contributi del programma, ha concluso Zanier, a partire dal bando annuale per l'insediamento dei giovani che sarà pubblicato in questo mese di gennaio e poi a seguire diverse altre procedure di finanziamento scandite secondo un cronoprogramma che tiene conto delle tempistiche necessarie per partecipare e al contempo del carico di lavoro istruttorio per gli uffici regionali. Nel 2022 a Udine cambierà il volto di Viale Venezia, una delle arterie più importanti della città. Sentiamo il vice sindaco Loris Michelini.
Sì, Viale Venezia l'altro giorno è stata aggiudicata il primo lotto dei lavori, che sono le due rotatorie in pratica, a una ditta di Treviso, col primo lotto, il primo lotto di 1 milione di euro, ed è in corso praticamente la seconda aggiudicazione, la gara per il secondo lotto, che va a completare i controviali, le fermate, gli attraversamenti pedonali dall'inizio di Viale Venezia fino a Piazzale 26 luglio, dove viene fatto anche una ridistribuzione migliorativa dell'accesso e anche del deflusso delle auto, che attualmente sono in una fase, diciamo, abbastanza discordante tra di loro. Quindi praticamente verrà rifatto completamente il viale, mantenendo ovviamente senza arbore, mantenendo le disposizioni che ci sono, anche con dei luoghi di socializzazione vicino alle rotatorie. Per i disabili verrà rifatto completamente le aree di sosta, e completamente anche rifatto, diciamo, la ciclabile che congiunge all'interno dei controviali le vie principali. Quindi credo che sia uno dei lavori più importanti che verranno fatti, diciamo, nel 2022. In arrivo all'ospedale di Udine terapie farmacologiche innovative per il tumore primitivo del fegato che consentono di migliorare le condizioni di chi soffre di questa patologia. Pare che in questo periodo tutte le attenzioni siano rivolte al Covid, ma la ricerca scientifica comunque continua in ogni campo, consentendo di raggiungere importanti risultati. Vediamo. Il Covid non frena la ricerca per tutte le altre patologie. Sono infatti in arrivo all'azienda sanitaria universitaria di Udine nuove terapie per trattare il tumore primitivo del fegato. Sono destinate a pazienti che non possono essere sottoposti a terapie invasive come le procedure chirurgiche. Abbiamo avuto lo sviluppo di farmaci che riguardano sia l'immunoterapia ma che anche nuovi farmaci che sono di farmaci target nella cura del tumore. A breve avremo a disposizione una sequenza di farmaci molto importanti, un'associazione di farmaci molto importante che da studi recentissimi ha dimostrato avere un'ottima performance soprattutto sulla sopravvivenza dei pazienti con il tumore del fegato in uno stadio intermedio avanzato. Questo studio ha permesso di utilizzare questi due farmaci in sequenza e con questi farmaci si è visto quasi un raddoppio della sopravvivenza per una patologia grave come il tumore primitivo del fegato di pazienti che purtroppo non hanno la possibilità di eseguire un trapianto di fegato, che rimane la cura principale nel paziente epatopatico che può eseguire il trapianto. Siamo adesso alla cronaca. 2 veicoli sono stati distrutti dalle fiamme la notte scorsa. Il primo incendio si è verificato a Gorizia intorno alle 2. A prendere fuoco un camper posteggiato in un parcheggio. Per cause di natura accidentale le fiamme lo hanno avvolto e il veicolo è andato distrutto. Fortunatamente in quel momento non c'erano persone all'interno e nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Gorizia. Il secondo incendio è divampato intorno alle 23 di ieri ad Azzano Decimo. Anche in questo caso, probabilmente per cause di natura elettrica, a prendere fuoco è stato un camioncino edile posteggiato a bordo strada. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nelle prime ore di oggi, intorno alle 6, nei giardini del Parco delle Case Ater di via Bassano a Pordenone, per cause che paiono essere di natura dolosa, ma che restano comunque da accertare. Un gazebo in legno di circa 2 metri per 2, installato nell'area verde comune utilizzata dai condomini, è andato distrutto a seguito di un incendio. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Perde il controllo della sua vettura un'utilitaria e finisce gomme all'aria nel campo adiacente alla strada. È successo ieri pomeriggio in via Nazionale sulla regionale 464 a Coseano. A dare l'allarme è stato lo stesso conducente che è uscito autonomamente dall'abitacolo illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Daniele e anche i carabinieri della stazione di Codroipo per tutti gli accertamenti. Nessun disagio per il traffico.
Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinta, ha incontrato il nuovo console generale bengalese di Milano, Mihia Abed. Al centro dell'incontro la necessità di migliorare l'integrazione dei cittadini all'interno del tessuto cittadino. Il sindaco ha chiesto e ottenuto dal console l'impegno a collaborare per implementare la conoscenza della lingua, ma soprattutto perché siano fatte attività per la conoscenza dell'educazione civica a partire dallo studio della Costituzione, delle norme e degli usi e costumi italiani. L'integrazione passa anche per l'utilizzo della lingua italiana nei centri culturali e in famiglia. Per questo anche le donne dovrebbero essere più coinvolte nella vita sociale, ha dichiarato il sindaco. A conclusione dell'incontro, il sindaco ha chiesto anche la collaborazione affinché si possano ottenere dati per i controlli delle situazioni anagrafiche e patrimoniali dei cittadini bengalesi residenti in città. Da dicembre è attivo un presidio fisso di polizia locale in Carnia, grazie a una convenzione stipulata tra i comuni di Ovaro, Comeglians e Prato Carnico. 2 gli agenti che pattuglieranno il territorio con la collaborazione dei colleghi del comando di Tolmezzo. Vediamo. Comeglians, Prato Carnico e Ovaro insieme per una nuova iniziativa, per un nuovo servizio. Di cosa si tratta? Si tratta del servizio della Polizia Municipale che abbiamo fatto assieme, approvato i 3 consigli comunali una convenzione per organizzare assieme il servizio. Il servizio è previsto sui 3 comuni, abbiamo concordato con il comando di Tolmezzo che ci distacchino 2 persone per noi, per il nostro territorio. Abbiamo definito anche il discorso economico e con il mese di dicembre i 2 vigili sono di stanza ad Ovaro, però fanno il servizio, come avevi già accennato, a Prato Carnico e a Comeglians. È un passo avanti, questo servizio mancava perché prima il personale era a Tolmezzo o Villa Santina, avevamo l'esigenza di averlo sul posto per tanti motivi, per conoscere il territorio e presidiarlo. Nel mese di dicembre sono qua. Ecco, prima non c'erano agenti di polizia locale. La polizia prima c'era, era il comando unico a Tolmezzo e venivano inviati i vigili quando serviva e quando venivano richiesti. Adesso noi abbiamo valutato la necessità di averli sul territorio presenti per presidiare, conoscere le problematiche e seguire tutte le difficoltà che ci sono. Da dicembre, Pordenone ha chiuso l'anno in musica con il tradizionale concerto al Teatro Verdi della Kharkiv Philharmonic, distribuite gratuitamente al pubblico mascherine FFP2. Ha festeggiato la sua 41esima edizione il concerto di fine anno a Pordenone, una tradizione che si è interrotta solo nel 2020 quando tutta Italia si trovava in zona rossa. Anche quest'anno l'effetto pandemia in qualche modo si è fatto sentire, ha richiesto la massima prudenza e per questo agli spettatori del Teatro Verdi, gli organizzatori del Centro Iniziative Culturali di Pordenone hanno gratuitamente distribuito le mascherine FFP2 necessarie per assistere al concerto che ha regalato 90 minuti di grande musica con una delle più blasonate compagini orchestrali del nostro tempo, l'Ucraina Kharkiv Philharmonic Orchestra, nella quale hanno suonato artisti leggendari come Aram Khachaturian e Krzysztof Penderecki. Sul podio dell'orchestra il maestro Yuri Yanko, detentore del titolo di Honored Worker of the Arts of Ukraine, mentre un talentuoso pianista italiano, il pluripremiato Alberto Ferro, si è esibito come solista, cimentandosi nel concerto numero 3 in re minore di Sergei Rachmaninov, uno dei banchi di prova più impegnativi perché richiede una tecnica virtuosistica per affrontare passaggi di alta difficoltà esecutiva. E sono poi sfilati i grandi classici dei concerti di fine anno insieme a pagine di Nikolai Glinka, Aram Khachaturian con Valzer da Mascherade e un crescendo festoso di composizioni di Johann Strauss come la Polka 332, Elena Magyar e la Bluette Polka 271, per chiudere con il mitico Kaiser Walzer opera 437. Questa edizione del telegiornale termina qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.